Carico nazionale è stato denunciato più volte dal Consiglio, dal Presidente in particolare, che sta provando con tutte le difficoltà che voi conoscete a ritrattare questo peso che appunto oggi è intollerabile e non più accettabile, e quindi sulla battaglia contro le scorie e contro il nucleare siamo assolutamente a disposizione. Siamo pronti, vi ringrazio per mantenere la mobilitazione e soprattutto per essere pronti qualora non si tenessero in debita considerazione quelle che sono le posizioni dei sardi e della Sardegna a mobilitazione a qualsiasi forma di lotta, dove ovviamente ci troveremo insieme. Grazie. Parola importante, Presidente, il flash al Presidente, poi li lasciamo andare, tanto noi abbiamo parlato sopra, prego. Grazie, io sono stato credente che Gianfranco Canao ha detto quello che direi io, quindi risparmiamo tempo senza ripetere i punti. Io sono contento di essere qui perché qualche volta mi pare di capire sia l'impressione che noi ci muoviamo con troppa delicatezza nei confronti del governo. Voglio dire che questo pericolo non esiste, su alcune cose ci muoviamo con delicatezza quando cerchiamo il patto di stabilità, altre cose che vogliamo portare a casa il risultato. Ci sono alcuni argomenti invece in cui non c'è molto da discutere, c'è un sì o un no. E noi su questa cosa siamo per il no, l'abbiamo detto in tutte le occasioni possibili, lo stiamo dicendo a livello del governo, non della manifestazione di piazza. Sarà il momento in cui, speriamo di no, ma se succederà, sarà il momento in cui le cose diremo tutti allo stesso livello, qui a Roma dove dovrà essere. I segnali, grazie a voi e grazie anche a qualche lettera nostra, a qualche interlocuzione formale e informale a Roma sono arrivati. Noi abbiamo un tavolo aperto, come ricordava il Presidente, sulle servitù militari. Io sono davanti al Consiglio dei Ministri tra un poco per difendere il ricorso che abbiamo fatto contro le servitù militari di Santo Stefano, perché la prima opportunità che abbiamo avuto l'abbiamo usata, non abbiamo intenzione di ritirarlo, abbiamo intenzione di dire che la Maddalena ha bisogno di riprendere una prospettiva di sviluppo civile e non di avere ulteriori servitù, e sarà anche l'occasione per dire servitù le vogliamo ridurre. E a proposito, per quanto riguarda le scorie nucleari, non ci pensate nemmeno. Se qualcuno di voi pensa che c'è qualche timidezza da parte del governo regionale, farà molto piacere smentire. Lo faccio adesso, ma le cose si fanno con i fatti, e se sarà necessario farlo con i fatti, noi saremo lì per farlo. Nel frattempo abbiamo mandato tutti i segnali possibili e immaginabili, inclusa la lettera dell'assessore all'ambiente di qualche giorno fa, molto forte e molto netta, e faremo tutti i passaggi che saranno necessari e li faremo sicuramente insieme. Molto semplicemente in questa battaglia i nostri due presidenti, rappresentano l'espressione della volontà di tutto il Consiglio e di tutta la Sardegna. Non c'è su questa battaglia alcuna differenza, come abbiamo dimostrato in altre circostanze. Saremo pronti a sostenere i nostri presidenti in questa battaglia come in altre battaglie congiunte, nell'interesse di tutto il popolo sardo e di tutti i sardi. Non c'è alcuna differenza tra maggioranza e opposizione. Bravo! Grazie a voi. Concordi con quello che ha detto il Presidente Pignol e Gianfranco Canao. Non ci sono né bandiere né colori. Il gruppo di Forza Italia, per quanto mi riguarda, che rappresento oggi, ha una mozione già pronta in Consiglio. Sapete bene anche qual è stata la nostra posizione in questo periodo, quindi siamo d'accordo con quello che ha detto poc'anzi il Presidente Pignol, quindi siamo con voi, siamo dalla vostra e siamo per la Sardegna. Grazie. Allora vi lasciamo andare così come abbiamo detto su, e poi noi continuiamo la nostra cosa. Grazie Presidente, arrivederci. Una domanda. Tu la ragione di Stato dello Stato italiano. Se per caso, con la prepotenza, come sappiamo benissimo che fa, si taglia, ci porta alle scuole, voi le dimissioni le darete? Non darò mai le dimissioni per un problema del genere, mi incatenerò piuttosto per impedire che arrivino le scuole, ma non mi dimetterò per quello. E io a fianco! Vi ringraziamo. Abbiamo registrato